Ecco quel che resta di un cavallo norico del peso di 250 kg, non più giovane, che non è riuscito a sottrarsi all'attacco di un branco di lupi che ha preso casa fra Cortina e Auronzo, nella zona di Valbona. La polizia provinciale con i suoi uomini è stata chiamata per una doppia predazione da un pastore che ha le dipendenze della cooperativa Auronzo, che ha in affidamento stagionale bestiame che arriva dall'Alto Adige e dalla provincia di Belluno. Subito gli agenti hanno individuato la carcassa di un pony, poco distante i resti del cavallo norico, sul quale i rilievi eseguiti dal veterinario hanno certificato l'attacco del lupo. Per la mandria, seguita dal pastore, purtroppo non è la prima predazione. Nelle scorse settimane il branco di lupi che popola le zone dei pascoli di qua e di là dell'Ansiei aveva catturato e sbranato 3 manze. Sono state avviate le pratiche per il risarcimento dei bovini e degli equini predati che, in quanto in alpeggio, non avrebbero potuto essere ricoverati in stalla o in una scuderia.